ecco, lei che è andata in giro per tutta Italia a realizzare questi, è Deborah Ergas, eccola qui, dove sta? La facciamo vedere Deborah? Facciamo vedere Deborah Ergas, eccola, bravissima, ha girato tutta Italia. E facciamolo vedere però adesso il filmato che è stato premiato, cioè Paesino si è realizzato questo filmato che adesso vedremo. Ragazzi, è arrivata la troupe di Sereno Variabile. Dobbiamo mostrare tutte le cose che sono state realizzate qui a Villanova Forru, perché questa trasmissione è molto importante e per noi diffondere il nome del paese in tutta Italia è necessario. Allora, ecco qui il sindaco Giovanni Busceddu, un complimento anche in famiglia intendiamo ovviamente, a parte sua moglie che è qui presente, ma la cittadinanza. Io vorrei chiedere a Deborah, che ha realizzato il filmato, la tua esperienza invece in questo giro. Ma la mia esperienza è un'Italia che ha voglia di fare, un'Italia che fa di tutto per poter promuovere il turismo, specialmente a Villanova Forru, perché è tutto interamente organizzato dai giovani, quindi sono addirittura nella giunta, insomma si danno un grande affare, quindi sono protagonisti i giovani. Sì, e noi ai giovani di Villanova Forru rivolgiamo questo applauso che va naturalmente a tutti i giovani di tanti centri, giovani veramente di valore, che lavorano e lavorano bene. Allora sindaco, lei è soddisfatto ovviamente? Beh, certissimamente, questo poi del campo da tennis è una cosa che ci mancava, quindi utilissima, per noi è stata una grande fortuna e poi ci consente di promuovere ancora di più il turismo per crescere. Il nostro è un turismo culturale, quindi abbiamo bisogno anche di presentare ai visitatori strutture anche ricettive o di sport per intrattenerli più a lungo. Abbiamo visto nel filmato, ci volate forse prendere per la gola, la gastronomia, sì, ovvio. In Sardegna non si può che non tentare di prendere a gola i turisti, perché abbiamo una cucina straordinaria
che piace moltissimo, per cui offriamo ai turisti i nostri prodotti più caratteristici e originali. Quanto dista dal mare? Dal mare 35 chilometri, si può scegliere comunque sia la zona di Cagliari sia la zona dell'Oristanese. Come si chiamano gli abitanti di Villanova Forro? Villanovesi. Villanovesi, come tutti. Quanti sono in tutto? Poco più di 800. E l'economia che cosa? L'economia è un'economia agricola, anche povera, perché è un paese di collina che è appunto con questa fortunata scoperta archeologica noi abbiamo programmato di valorizzare, proprio per incrementare l'agricoltura, per far crescere gli agricoltori e aumentare il reddito di tutti. E noi ci auguriamo che i telespettatori, seguendo Sereno Variabile, vengano a farvi visita e che Sereno Variabile vi porti fortuna. Grazie, Grazie a voi. Grazie. Grazie.